Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Parliamone. Bentrovato padre Salvatore Bucolo. Prima di svelarvi l'argomento di oggi vi presento il nostro ospite. Si tratta di padre Vincenzo Branchina. Bentrovato. È un ruolo importante quello di padre Branchina, vicario generale dell'Arcidiocesi di Catania. Da parroco della Chiesa di San Leone, direttore spirituale del seminario arcivescovile, cappellano del carcere di Bicocca, adesso è chiamato dallo scorso maggio a un ruolo importante, ad una responsabilità molto forte, e lo ha chiamato il nostro arcivescovo Monsignor Luigi Renna ad essere suo strettissimo collaboratore. Un impegno notevole che certamente riuscirà a portare con grande maestria, assistito dallo Spirito Santo. Sicuramente un impegno, un incarico che mi è stato dato all'improvviso, ma con un po' di trepidazione ho accolto con gioia. Bene, oggi allora parleremo di speranza, non una parola ma una realtà. Cosa si intende per speranza? Intuisco che vogliamo dare un termine, un'accezione molto particolare a questo termine, che usiamo spessissimo nelle nostre vite, no? Speriamo sempre in qualcosa. Esatto. Spesso quando utilizziamo la parola speranza la intendiamo come un auspicio, un augurio. Speriamo che, non lo so, possa ottenere questo risultato, possa avere questo lavoro, possa raggiungere questa meta. Quindi in realtà quando la parola utilizziamo speranza è per indicare un qualcosa che speriamo di avere ma non è sicuro di poter avere. Potrebbe diventare realtà ma non è totalmente certo che diventa realtà. Quello che invece voglio trasmettervi in questo momento, la speranza non come augurio, non come auspicio, non come qualcosa che può o non può avvenire, ma come una realtà, come un dato di fatto. Noi siamo in questo momento alla quarta puntata. Abbiamo ascoltato nelle prime 3 puntate 3 storie diverse, di uomini, di donne, con una vita certamente complicata, una vita non semplice, una vita con delle ferite, con delle problematiche, ma ascoltando queste testimonianze abbiamo colto nel segno tanta speranza. Sì, però dobbiamo ricordare le persone che abbiamo ascoltato e sentito. Sono esattamente la prima persona che abbiamo ascoltato, è stato il rettore del santuario della chiesa d'Assisi, dove è sepolto Carlo Acutis. Ci ha proprio parlato di Carlo Acutis, il quale ha avuto una storia straordinaria e soprattutto in fin di vita ha accolto questa sua malattia in modo eroico, come offerta. Poi abbiamo ascoltato Sabrina che nella sua situazione di vita ha dovuto poi dire sì alla vita, all'età di soli 19 anni non ha abortito ma ha dato sì alla vita. E infine abbiamo ascoltato Max, un ragazzo che ha avuto una vita difficile, carcerato, e ha scoperto nel carcere la resurrezione della sua vita. Quindi queste 3 storie ci hanno mostrato che nel loro dramma c'è qualcosa di straordinario, hanno sperimentato che quel nero, nella negatività, quelle problematiche non tolgono bellezza alla vita, anzi alimentano il loro modo di vivere la vita. Quindi oggi speranza come un fatto concreto, una realtà, non qualcosa che attiene al futuro, non spero che vada bene l'esame a scuola, spero di ottenere un lavoro, spero che la vita mi regali qualcosa di bello, ma la speranza come qualcosa di concreto e di attuale. Esatto, la speranza come qualcosa di presente, cioè la speranza diventa lo stile di vita di oggi, come io vivo la mia storia, come io vivo la mia sofferenza, come vivo io la complessità della mia vita. Quindi la speranza non è qualcosa che riguarda il futuro, perché sappiamo tutti che il futuro nessuno di noi lo può mai programmare, lo può mai pianificare, ma la speranza come un dato presente è la modalità di come vivo la mia storia presente. E abbiamo visto che nella speranza sono importanti 3 elementi. Il primo con Carlo Acutis, che siamo tutti originali, che la tua storia è unica, che nessuno può essere come la tua storia. La seconda con Sabrina abbiamo visto che
quando il movente della propria vita è l'amore solo per amore, tutto è possibile. E infine con Max abbiamo scoperto che il nostro destino è la felicità, qualunque sia la tua storia, nulla ti toglie la possibilità di essere felice. Quindi la speranza diventa una modalità abbordabile, possibile, accessibile a tutti per poter vivere in modo diverso la propria vita. Padre Vincenzo, e allora ogni persona è unica, il movente è l'amore e il suo destino, il destino di tutti noi, abbiamo detto, è la felicità. Cosa si nasconde dietro queste parole, ma soprattutto parliamo di speranza. Beh, come si diceva poc'anzi, la speranza non è un semplice ottimismo. La speranza cristiana ha un fondamento, un'esperienza. Nasce da una visione diversa della vita. Ecco, c'è molto di vero, di autentico, ma che è nascosto. Allora è fondamentale scoprire cosa c'è nascosto dietro ad ogni avvenimento. Diceva la Volpe al Piccolo Principe, ciò che è importante, ciò che ne è fondamentale, ciò che è nascosto. Ecco che allora è fondamentale che il cristiano faccia, l'uomo di fede, faccia questa esperienza, ecco, di un Dio che agisce nella storia e che dietro a tanti avvenimenti magari di sofferenza, ecco, c'è un qualcosa, un di più che va scoperto piano piano. Cos'è Chiesa? Spesso si immagina la Chiesa come un istituto a parte, qualcosa che non fa parte della nostra vita, di battezzati, di persone, di cristiani, quindi la Chiesa è qualcosa che distante da noi. Infatti, ecco, cosa si intende per Chiesa? Ecco, il termine Chiesa, se noi andiamo un po' all'origine del significato, il termine greco ecclesia traduce un termine ebraico che è il popolo dell'ascolto, che sta appunto in ascolto di Dio che parla. È un Dio che parla attraverso i fatti, attraverso la storia. Ecco, allora la Chiesa ha fatto questa esperienza. È di un Dio che si è fatto vicino, che dialoga, e dialoga dietro la nostra storia concreta. E Dio chiama in tanti modi. Ha chiamato gli apostoli, li ha chiamati così come si diceva poc'anzi padre Bucolo, ecco, siamo unici. C'è una famosa canzone, se non ricordo male, del titolo "Ecco, mio fratello è figlio unico", sembra una contraddizione. Ma davvero una madre fa questa esperienza. La madre fa l'esperienza che ogni figlio è unico e lo ama in maniera unica. Ecco, Cristo ha chiamato così, ecco, gli apostoli, uno diverso dall'altro. E a volte uno penso che ha avuto una grande fantasia Cristo nel mettere insieme Simone lo Zelota, ecco, che è antiromano, e Matteo pubblicano, che invece, ecco, collaborava con i romani. Ecco, Cristo chiama le persone nella loro unicità e Padre riesce Vincenzo, a metterle insieme. Però le voglio dire anche questo, Dio è vicino, Dio è presente, Dio è onnipotente, ma ci sono situazioni della vita e anche della storia, pensiamo ad Auschwitz, all'Olocausto, a tutto quello che è accaduto, ma pensiamo anche alle guerre. Ai bambini che muoiono senza un vero perché, di malattie, di tumori, o perché hanno un incidente stradale, ecco, parliamo di situazioni veramente gravi in cui veramente la vita di una persona è piegata dal dolore. Ecco, in queste situazioni, in queste circostanze, Dio dov'è? Subito dopo Auschwitz qualcuno diceva: ecco, non si può parlare di onnipotenza di Dio davanti a questi avvenimenti. E invece proprio in questi avvenimenti possiamo vedere come Dio agisce. Gli uomini hanno sperimentato in quella situazione che Dio li chiamava. San Massimiliano Kolbe, Edith Stein, ha saputo rispondere a quella chiamata, e lì si è manifestato davvero cos'è l'amore. Ecco, poter dare la vita per altri. E così anche davanti a certe difficoltà, a certi problemi, è chiaro che l'istinto è quello di dire: ma dov'è la giustizia? Perché devo soffrire? Ma è proprio lì un Dio che parla, che ti chiama, e ti chiama a manifestare l'amore. E se uno l'ha sperimentato, ecco, non fa che donarlo.
il cristianesimo non è moralismo, non è morale, una semplice morale, ha la sua morale, ma è la speranza e l'amore che si è sperimentato e quindi lo testimonia anche agli altri, in situazioni complicate, difficili, ecco, di ingiustizie. Padre Bucolo, dicevamo che ciascuno può tirare da sé l'umanità più profonda e quindi anche più felice, vivere la speranza come qualcosa di reale, di concreto. Esatto, io credo che la cosa paradossale è che proprio in quei momenti di buio, e chi non ce li ha, quei momenti di grande contraddizione della vita, si citava Auschwitz, ma è sotto lo scenario di tutti, le guerre di oggi, la grande sofferenza e l'impotenza di noi tutti a dare fine a questo scempio. Ecco, proprio tutto questo, a mio giudizio, è ciò che ti porta a credere, ma la vita non può essere tutto questo. C'è una voce interiore dentro di noi che ci porta a ribellarci a questa oscurità, a questa contraddizione e a credere che c'è un di più. Quindi la speranza, oltre che essere una realtà, la speranza sono io, sei tu, siamo noi, ciascuno di noi, nel modo in cui reagisce, si ribella a questa contraddizione della vita e ognuno di noi in quel momento difficile esce il meglio di sé. Esce la sua volontà di lottare, la sua volontà di ribellarsi, la volontà di dire non può essere tutto così, non può finire così. Quindi la speranza, a mio giudizio, è una lotta continua. Non posso dire arriviamo a uno stato in cui veramente mi trovo in un equilibrio di vita. È un continuo dinamismo che ti porta a sperare sempre di più, sapendo che la vita è sempre una contraddizione, anche un paradosso. E affrontare tutto con amore, perché abbiamo anche toccato questo tema così importante. Spesso parliamo di amore in senso lato, tante volte utilizziamo le parole forse anche in maniera superficiale. Il movente, abbiamo detto, della nostra vita deve essere l'amore. Esatto, oggi il termine amore, io posso dire, è molto abusato, è così abusato che ne abbiamo tradito il suo vero significato. A me piace citare un testo, siamo negli anni 60, di Karol Wojtyła, è citato amore e responsabilità, cioè per amare bisogna essere responsabili, cioè abili a rispondere a una chiamata grande all'amore. Quindi io credo fermamente che l'amore alimenta la speranza. L'amore diventa il movente per cui ciascuno di noi cerca di lottare in un mondo pieno di contraddizioni. È così, padre Vincenzo? Eh sì, come diceva padre Bucolo, si passa da una concezione di amore molto sentimentale, romantica, a una concezione tutto basato sul dovere. L'amore è molto più serio, molto più profondo. Abbiamo una sorgente all'amore che è Dio. Dio è amore, dice la scrittura. L'amore, ci sono alcune frasi da Baci Perugina, non so se posso fare pubblicità, ma anzi non va fatta, ma sono di quelle frasi che emergono. Ama e fai quello che vuoi, è una bellissima frase di Sant'Agostino, oppure va dove ti porta il cuore, ma l'amore è molto, molto serio, molto profondo, perché c'è anche un quadro di Tiziano, famoso quadro di Tiziano, amore sacro e amore profano. La sorgente dell'amore è solo Dio. Dove c'è la spontaneità è normale, ma poc'anzi citavo l'esempio di una donna, di una madre. Una madre, immagino una donna che allatta un figlio tutte le notti, che non riesce a dormire perché il figlio piange, ha tutta sta voglia di alzarsi, di svegliarsi, accudirlo. Sicuramente no, ha desiderio di dormire, ma si alza, perché c'è un dovere, qualcosa che nasce dal profondo, che appunto prendersi cura della persona amata. Ecco, questo è fondamentale. C'è una spontaneità, ma c'è anche un dovere che vanno messi insieme. Fra pochissimo andremo in pubblicità. Le lancio la domanda e poi magari mi risponderà subito dopo questa pausa. Ma chi non ha fede può provare e sentire ugualmente l'amore di Dio
anche se non lo sa? Mi risponderà subito dopo questa pausa. Eccoci, stavamo parlando di amore in senso cristiano, ma avevo rivolto una domanda a padre Vincenzo Franchina prima della pausa pubblicitaria e adesso mi risponderà. E la domanda era: ma chi non ha fede può provare l'amore di Dio? Può sentire dentro quest'amore di cui parla la Chiesa, di cui parlano i sacerdoti? Beh, noi siamo stati creati ad immagine di Dio. In maniera consapevole o non consapevole questo amore è scritto nel nostro cuore. Lo sentiamo che siamo chiamati ad amare. Oggi sappiamo come lo Stato permette il divorzio, la separazione, ma uno percepisce che il divorzio e la separazione è solo un fallimento. Quando uno pensa all'amore, pensa a un amore per sempre, altrimenti è soltanto un contratto, è solo interesse. Un amore non può che essere un amore fedele. E questo è scritto dentro il nostro cuore, perché c'è questo che Dio ha seminato nel nostro cuore. Quindi è già una percezione che uno ha dentro e fa questa esperienza. Ecco che davvero l'amore è eterno. Cosa cerca una donna nel proprio uomo? Cosa cerca un uomo nella propria donna? Cosa cerca un figlio nei genitori? Se non un amore pieno, fedele, che non tramonta. Quindi anche un non credente sa che questo è vero. Padre Bucolo. Quindi... Sono pienamente d'accordo e mi piace a tal proposito citare Giovanni Paolo II. Fra le tante straordinarie frasi che ci ha donato c'è anche quella che lui dice: togli l'amore all'essere umano e diventa un essere insignificante. Cioè lui stesso percepisce, ma lo percepiamo anche noi, se togli l'amore vivi una vita senza senso. Che significa questo? E sono pienamente d'accordo con padre Vincenzo che l'amore fa parte, è scritto nella natura umana. Tutti abbiamo desiderio di questo amore in senso grande, in senso profondo, solo che noi cristiani abbiamo in qualche misura una consapevolezza, anche se è una parola grande perché anche per noi è un mistero, anche per noi è una cosa che supera la nostra mente e il cuore, che questa sorgente è Dio, che la sorgente dell'amore è Dio, perché solo l'esperienza infinita di amore ci porta a percepire che dietro quest'amore infinito non può non esserci una realtà, un mistero infinito che è Dio. Quindi probabilmente noi cristiani riusciamo a dare nome, ne abbiamo qualche percezione, ma anche dobbiamo avere la profezia di aiutare le persone che magari non sono credenti, che magari per motivi buoni o anche non buoni o per pregiudizi ce l'hanno con la Chiesa, aiutare a percepire che in quell'esperienza c'è Dio, magari lo chiamiamo Dio, ma c'è la presenza dell'amore di Dio. Questo è il linguaggio profetico della Chiesa a cui tutti siamo chiamati. Sì, perché stiamo parlando di sentimenti importanti, stiamo parlando di amore, ma stiamo parlando anche di felicità, di questa felicità che non è legata a qualcosa di oggettivo, che si realizza proprio nel concreto, ma di una felicità più profonda. Eppure ci sono tante persone che si reputano infelici, che dicono di essere sole, di avvertire questa solitudine, quindi è difficile dire loro che invece c'è quest'amore profondo, che si è felici sempre e comunque, che quest'amore esiste anche se non lo stiamo percependo. Sembra paradossale poter dire che la felicità non è una fortuna, non è un qualcosa che ci accade o sperimentiamo in base alla nostra storia, ma è una vera e propria scelta. Cioè la felicità è uno stile di vita in cui noi affrontiamo la nostra storia, noi prendiamo per presupposto di sapere cosa ci fa felici, cos'è la felicità, quali sono le condizioni di essere felici. Il problema è che l'idea di felicità, oggi più che mai che abbiamo nella nostra testa, è un'idea menzognera, è un'idea illusoria. Oggi si usa la parola che siamo molto delusi
perché siamo profondamente illusi. In fondo la delusione, a mio giudizio, è una grazia, perché la delusione ti comporta a percepire che ciò di cui ti stai illudendo in realtà non è una realtà, cioè insomma un gioco di parole, ma è un'idea di felicità. Quindi il punto, io credo che siamo chiamati ad aiutare le persone a capire cos'è la felicità, cos'è che ti fa veramente felice, e del fatto che tu, se vuoi, se puoi essere veramente felice nella tua storia. Padre Bucolo, lei è felice? Abbastanza. Padre Vincenzo, lei è felice? Sì, sì, Sì. perché ho compreso che la felicità non si coniuga con il verbo fare o avere, ma con il verbo essere. Questa è la cosa fondamentale. Ecco perché noi non siamo, diceva San Giovanni Paolo II, il Papa della mia giovinezza, ho partecipato quasi a tutte le GMG, ecco, già dalla prima, quando nell'84 a Roma ha inaugurato questo diciamo così, questo inizio, questo dialogo con i giovani. Nella sua ultima GMG a Toronto nel 2002 diceva ai giovani, ecco, che noi non siamo la somma dei nostri errori e dei nostri fallimenti, ma la somma, ecco, dell'essere amati da Dio e la possibilità di vivere da figli di Dio. E questa consapevolezza di non essere soli, ecco, di essere amati anche nelle nostre fragilità, nei nostri fallimenti, è quello che ti rende felice. Uno dei problemi che oggi i giovani hanno è quello di sentirsi soli. Ecco, il sapere che non siamo soli, anche nei fatti che umanamente ci rendono tristi, ci fanno soffrire, ecco, è quello che ci rende un po' felici. Cosa dice una madre al proprio figlio quando il figlio gli dice mamma, ho paura, dammi la mano, sono con te. Ecco, il problema non è finito, ma sa di non essere solo, e questo ti rende felice, sereno. Sereno. Quindi, in conclusione, non possiamo nemmeno dire ai nostri telespettatori: speriamo che questa trasmissione vi sia piaciuta, perché abbiamo detto che la speranza non è una parola, ma è una realtà. È un dato di fatto, e poi è anche vero, ad esempio, tornando al discorso della felicità, l'idea menzognera è il fatto che io devo cercare di essere felice, quindi come un bene personale. In realtà, ma è una logica umana, non solo cristiana, perché sono pienamente convinto che ciò che è cristiano è profondamente umano. È felice colui che riesce a far felice gli altri. Cioè magari vivo una condizione di grande precarietà, possibile, anche di solitudine, di abbandono, di una storia spezzata, ma il fatto che pur vivendo una storia stroncata, spezzata da qualcosa, riesco a far felice gli altri, quello mi dona felicità. Quindi una felicità non come un bene personale, individualista, che è quello che passa oggi, ma un bene che si allarga agli altri. Questa cosa qui si chiama realtà della speranza. Proprio sperimentare nella propria carne come la speranza e il dato di fatto di far felice gli altri riempie piena la vita. E questa è la concretezza della vita. Quindi io sono pienamente sempre più convinto che nelle relazioni, nel darsi agli altri, si sperimenta il vero dono della felicità. Si sperimenta anche in situazioni difficili, la testimonianza di tanti santi, ma di tante persone che hanno raccontato, pur nella grande sofferenza della malattia terminale, stiamo parlando di tumori, eccetera, c'è una mamma che ha detto al proprio figlio: la mamma adesso andrà via, perché lo stava preparando proprio al fatto che l'avrebbe lasciato, e quando gli è stato detto: ma tu sei serena, stai tranquilla, perché era un bambino piccolo, e lei ha detto: sì, perché io sento questo amore di Dio. E al bambino piccolo ha detto: la mamma ti guarderà dal cielo, eccetera, ma non pensare mai che Dio è cattivo. Queste sono testimonianze belle, molto forti, difficili da comprendere, come una mamma che sta per lasciare un bambino piccolo possa pronunciare queste parole. Ma immagino e credo e capisco che questa mamma ha sperimentato quello di cui stiamo parlando oggi.
E quello anche che vorrei che un po' comprendessimo è che queste testimonianze non sono eccezionali. Questa purtroppo è l'idea che passa. Vabbè, la mamma avrà una forza interiore, avrà una fede, una spiritualità, avrà qualche marcia in più. Quello che vorrei che passasse è che quando abbiamo appena ascoltato, e ce ne sono tantissimi di casi, è per tutti, non bisogna essere chissà quali grandi qualità o risorse o capacità. Tutti possiamo, se dentro di noi abbiamo una ricchezza interiore, tutti possiamo vivere queste cose che pensiamo eccezionali, quando in realtà fanno parte del nostro essere uomini e donne. Tutti possiamo essere felici, tutti possiamo vivere con speranza reale la nostra vita. Padre Branchina, in conclusione? Ecco, come ripeto quello che dicevo all'inizio, la volpe diceva al Piccolo Principe: le cose essenziali sono invisibili. Quindi anche davanti ai momenti difficili, duri, che poc'anzi sono citati, c'è un qualcos'altro di molto più profondo, è vero, che va guardato. E diceva San Paolo, noi fissiamo lo sguardo sulle cose invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Grazie a Padre Vincenzo Branchina, vicario generale dell'Arcidiocesi di Catania, quindi strettissimo collaboratore dell'Arcivescovo Monsignor Luigi Renna. Grazie a Padre Salvatore Bucolo, direttore dell'Ufficio Pastorale della Famiglia della Diocesi di Catania. E grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.